vengo da una famiglia che non ha passione per gli animali. Ho dovuto proprio riniziare quasi da zero, anzi peggio, perché prima io non avevo paura, invece in quel momento io avevo terrore. Ho passato tanto tempo iper sostenuta e accudita, ma poi forse la passione era così tanta e ho avuto grande sostegno che la mia passione è stata capita. Iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici. Io vengo da una famiglia che non ha passione per gli animali o per la natura in generale, però già a 4-5 anni li disegnavo nel mio modo ovviamente e li disegnavo che saltavano. Poi non li ho mai potuti avvicinare sino ai 25 anni. Io ho iniziato a montare a 25 anni, ho avuto un anno che ho trascorso con delle persone non particolarmente capaci che mi hanno fatto venire paura dei cavalli, e quando ho conosciuto poi Fabrizio nel suo maneggio ho dovuto proprio riniziare quasi da zero, anzi peggio, perché prima io non avevo paura, invece in quel momento io avevo terrore. Quindi montavo a cavallo e piangevo tantissimo per la paura. Ho passato tanto tempo iper sostenuta e accudita, ma poi forse la passione era così tanta e ho avuto grande sostegno che la mia passione è stata capita. E quindi ho vinto tutte le mie paure e nel tempo ho iniziato a fare gare, ho fatto i corsi istruttori, ho fatto 1 miliardo di cadute, ho montato cavalli molto complicati, cavalli scartati da tante persone proprio perché un po' pericolosi, e ho avuto delle grandissime soddisfazioni, tanto che uno dei miei cavalli con quali ho fatto tantissime gare era diventato immontabile e io alla fine sono riuscita non solo a montarlo e a fare delle cose per bene, ma a avere la sua completa fiducia, e sono riuscita a montarlo senza la testiera e quindi solo con una corda al collo, col neck rope. E questo per me è la vittoria più grande, è ancora con me a 25 anni, è bellissimo ed è credo che ci siamo regalati molte gioie insieme. Io personalmente mi occupo per lo più dei bambini molto piccoli, mi piace seguirli dai 3 anni, e mi piace lavorare molto con i bambini piccoli e con i pony, perché di fatto c'è una proporzione e questo li rende fin da subito indipendenti, perché i bambini piccoli possono avvicinarsi, un bambino di 3 anni si avvicina a un pony di 90 centimetri e può fare tutto quello che fanno i grandi, ovviamente assistito, ma da solo. Curo molto la parte che è quella del rispetto degli animali, che è quella che cerco sempre comunque di comunicare ai bambini e alle famiglie, quindi prendersi cura, non usare, lo dico tra virgolette, il pony come fosse una bicicletta, perché il pony ha la sua giornata no e alla sua giornata sì, esattamente come noi. Dobbiamo cercare di comunicare con la lingua del pony e non con la nostra, e che è diverso, il linguaggio dei cavalli è completamente diverso, più semplice, però diverso. Quindi una prima parte la svolgiamo a terra con la pulizia, con piccoli insegnamenti, piccoli accorgimenti anche di come si dà semplicemente lo zucchero, di come si pulisce un box, e poi facciamo una parte a terra ovviamente che con i bambini grandi diventa più lunga, ma con i piccolini è di circa una mezz'ora, anche perché il fisico poi sia il fisico che la concentrazione non reggerebbero. E attraverso i giochi, soprattutto attraverso i pony games, che però io non svolgo a livello agonistico, perché poi ci sono anche di quella parte delle gare, anche piuttosto impegnative, attraverso il gioco insegniamo al bambino a condurre il pony, a capire che si può fare squadra anche quando si parla di un pony e un bambino, o a fare squadra anche con altri pony e altri bambini.
e quindi si capisce lo spirito di squadra, ma anche il branco e le relazioni che ci sono, le amicizie che ci sono tra i vari poni, e quello poi per gli istruttori è d'aiuto perché fai lavorare i poni amici e quindi si instaurano delle dinamiche che ti fanno lavorare meglio anche all'interno di una lezione. Lavoriamo anche sulla ginnastica, quindi i bambini corrono col pony a mano, fanno gli stessi giochi che poi faranno in sella, li fanno prima a terra tenendo il pony, e quindi si lavora diciamo in maniera parallela sia sul gioco, sulla relazione e poi sulla tecnica equestre, che chiaramente quando sono piccini. Ogni cavallo ha una sua alimentazione pesata e specifica in base al lavoro che svolge e all'attività che svolge. Mediamente mangiano 4 volte al giorno, quindi già quello a livello del lavoro di scuderia impegna con dei ritmi un po' dove ci deve essere sempre una presenza. Ovviamente il cavallo in natura brucherebbe 20 ore al giorno, quindi è bene che i pasti siano almeno 4, perché ha bisogno di avere sempre sostanzialmente la pancia piena per poter stare bene. Quindi mangiano, diciamo, fanno la colazione e la merenda col fieno e poi mangiano mangimi con le varie integrazioni a seconda appunto delle necessità. Ci sono cavalli che hanno dei problemi specifici. Io ho un cavallo che quando era piccolo dall'allevatore si è rotto la mandibola, lui mangia tutto liquido, quindi compreso un fieno che viene messo ad ammorbidire, se no diversamente non potrebbe mangiare. Deglutisce tipo come fa il movimento del collo che fanno le oche. Lui ha proprio un'alimentazione specifica e particolare, ma così cavalli anziani, così magari cavalli che possono avere delle patologie ai piedi o particolari. Io amo moltissimo gli animali, in generale tutti gli animali, mi piace, è capitato di poter proprio in qualche modo adottare questo cavallo che non stava facendo diciamo una bella fine. E sono personalmente, ma l'ho imparato coi cavalli da mio marito, che è bello dare delle possibilità e mai mettere un'etichetta. Quindi principalmente Dodò, che è il mio cavallo, siamo riusciti a tirarlo su e a fargli condurre una vita quasi normale, per quanto lui comunque già non può brucare l'erba. Quindi l'abbiamo fatto stare meglio fisicamente e lui mi ha regalato tanto. Io ce l'ho da quando aveva 3 anni, l'ho domato, adesso ne ha 18 e 15 anni che lo monto, ho fatto tante gare, lo monto spesso senza la sella, facciamo moltissimi giochi anche a terra. È un po', non mi piace dire la sfida è che poi riesci a ottenere qualcosa, perché la sfida è farlo stare, è stata quella di abbiamo un cavallo che non sta bene, lo facciamo stare bene. E le cose semplici forse non sono le più belle, quasi mai. Sono quelle dove ti devi impegnare, almeno per la mia esperienza. Come diciamo noi umani abbiamo bisogno di muoverci, di fare sport, di fare attività, di essere impegnati, ma abbiamo bisogno anche diciamo di riposo, di gioco, di svago. Anche i cavalli hanno bisogno di questo. Noi abbiamo la fortuna appunto con la tecnica del barefoot di poterli tenere in branco, perché un cavallo ferrato, se dovesse colpire un altro cavallo, potrebbe fargli molto male. Con la tecnica del barefoot è molto più raro, quindi i nostri cavalli vivono tante ore della loro giornata fuori. Al mattino vanno subito fuori, si sgranchiscono le gambe dopo la colazione e poi vengono montati. Una volta che appunto hanno fatto la loro attività sportiva, vengono rinfrescati d'estate,
sistemati o viene messa la coperta d'inverno e vengono passeggiati e poi riportati al paddock dai loro amici, dove trascorrono tante ore sino all'ora di pranzo. Poi ovviamente a seconda del clima, che sia caldo o freddo, quindi la gestione varia a seconda delle stagioni principalmente, tornano sicuramente a pranzo per mangiare e vengono riportati fuori nel pomeriggio, dove trascorrono delle altre ore, dove giocano, dove si riposano semplicemente e non fanno niente. A volte, anzi tante volte i cavalli se ne stanno lì e dovremmo prendere un po' esempio. Mi piace sempre dire, amo l'agonismo, non sono un agonista, probabilmente non ho neanche le capacità per esserlo, però mi piace fare le gare perché è un po' la prova di quello che tu hai fatto e hai, come dire, ottenuto nel lavoro col cavallo, quindi quanto migliori tu, quanto migliora il cavallo, quanto migliora il binomio. E io vivo la gara proprio con un sorriso comunque vada, io mi diverto, salvo appunto magari non faccia delle cose che possono magari far male al mio cavallo anche accidentalmente, quindi magari quando si monta male, e quello allora mi rende triste. Ma c'è una parte che mi piace molto, che è la monta, diciamo, naturale. Quindi io da un bel po' di anni ormai mi piace esercitarmi e insegnare ai cavalli a stare anche, a essere montati senza la testiera o semplicemente con le capezze, oppure col neck rope, che appunto è una corda che si mette nel collo del cavallo. Ovviamente prima di fare questo bisogna insegnarlo al cavallo, che deve avere comunque un'istruzione tecnica precisa, classica. Dopodiché si può lavorare su quel tipo di esercizi, saltare quindi senza coercizioni. E lì è un po' la prova del 9 sull'addestramento e sull'affinità che si crea. Mi piace molto anche montare senza sella e ne sto trovando grande giovamento. Disegno da sempre per lo più animali, perché comunque sono probabilmente il fulcro della mia vita, ma senza avergli mai dato, diciamo, un grande peso, semplicemente mi piaceva farlo. Poi ho fatto un percorso scolastico un po' così, nel senso che ho iniziato quando appunto avevo 14 anni, ho scelto il liceo classico, ma non era la mia scuola, quindi ho riniziato da capo al liceo artistico e lì ho trovato un po' il mio modo, ho approfondito la mia passione, ma soprattutto ho trovato di potermi esprimere come mi sentivo, perché non sono mai stata proprio conforme, e questo in certe scuole, soprattutto da piccoli, non viene visto bene. Lì ho trovato la mia realtà, ma una volta che come dire, sono uscita dalla scuola, nulla, rimanevo così, non è che avessi velleità nell'ambito del disegno. Ho iniziato poi a 25 anni a lavorare coi cavalli e ho ripreso un pochino a disegnare cavalli. E siccome mi piaceva molto tutta la parte appunto che si rivolgeva ai bambini, ho pensato di scrivere e di illustrare un libro, che ovviamente ho scritto e illustrato per me fondamentalmente. Non pensavo minimamente potesse avere un seguito. Ho provato a mandarlo a una casa editrice, è piaciuto ed è stato pubblicato. Da lì chiaramente ho avuto anche un po' l'autostima che mi è cresciuta e ho continuato con sempre più entusiasmo, ho sperimentato nuove tecniche sino sino ad oggi, che è diventato proprio una parte del mio lavoro. Adesso illustro per una rivista che si chiama Cavallo Magazine, che è una rivista molto importante del settore.
illustro sia per la parte, diciamo, dei social che sul cartaceo, ed è sempre tutto dedicato ai bambini. Poi io di mio in tutti questi anni ho imparato a cucire e ho continuato a dipingere con i metodi chiaramente classici. Mi piace dipingere sempre animali, mostri, e così cucire. Ho tutta una serie di pupazzi un po' mostruosi che hanno i denti. È, diciamo, il mio mondo parallelo che è quello che mi salva un po' dalle brutture del mondo reale, che ce n'è un po' tante. Quello è il mio pianeta e si chiama il pianeta dei censi. Perché? Avevo un cavallo che si chiamava Vincenzo, che secondo me veniva da un altro pianeta, e quindi lui è il fondatore di questo pianeta, dove poi ci sono tutti questi altri personaggi che vivono lì, mangiano solo biscotti e hanno solo una pozzanghera di acqua gasata dove bere. Questo è il mio pianeta, così. Biscotti al cioccolato. La paura può essere un motivo che ti può far smettere di fare le cose, qualsiasi cosa, perché poi la paura non è solo a volte farsi male, ma la paura è anche il giudizio degli altri. Le paure sono infinite, e questo però può essere un grande limite nella vita, e ti rende, secondo me, infelice. Io ho sempre ammesso le mie paure e il mio terrore anche a cavallo, perché ho avuto terrore. Però era più la voglia di fare. Quindi quello che potrei dire a chi ha paura ma ama, in questo caso parliamo di cavalli, io ogni qualvolta avevo paura non mi fermavo, facevo qualche passo in più. Banalmente, avevo paura di trottare e in quel momento mi sarei fermata, trottavo un altro po', altri 30 secondi, e quando mi ritornava la paura trottavo un minuto in più. Era una sorta di punizione che mi davo, e alla fine il mio cervello ha ceduto. Le paure le ho ancora, sono diverse, sono gestite, perché conoscere quello che ti fa paura te lo fa affrontare in maniera diversa. Io avevo veramente terrore, sono arrivata a saltare un solo salto di 1,60 m, che è un salto alto da fare se si ha molta paura. Ho fatto gare non altissime, non di altissimo livello, però sono arrivata a saltare le categorie di 1,25 m, ho fatto le dome dei cavalli, e questo è sempre stato un percorso di costanza. Devi avere un sostegno, non può partire solo da te, però noi facciamo la differenza su noi stessi, nel sacrificio anche, nello stringere i denti e faticare, ci si arriva. Io penso che quando una persona vuole fortemente una cosa, ci arriva. Non arrivi al massimo, ma arrivi al tuo massimo, sicuramente per tutti. Se ti è piaciuta la mia storia, iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici.